Ciao a tutti ragazzi e ragazze. Allora, oggi andremo a fare un primo particolare. Dato che siamo in stagione, useremo la zucca. Vorrei fare gli gnocchi fatti in casa con cannella e sugo di zucca. Perciò andiamo a vedere la ricetta. Ma una cosa prima. Per fare questa ricetta vi servirà il brodo vegetale. Mi raccomando, non usate il dado che molto spesso non rende un buon brodo vegetale. Fatelo come si fa in casa. Perciò, se non sapete come si fa, andate nell'altro mio video dove vi faccio vedere come fare un buon brodo vegetale. Vi ringrazio e vi lascio la ricetta. Ciao! Innanzitutto, per preparare i gnocchi vanno usate delle patate specifiche, le patate per gnocchi. Prendiamo le patate, mettiamole in una pentola con dell'acqua e cuociamole per 30 minuti. Finito di cuocerle, togliamole dall'acqua, spegniamo il fuoco e le sbucciamo. Ora che le abbiamo sbucciate e abbiamo le patate pronte, dobbiamo schiacciarle. C'è un particolare attrezzo per schiacciare le patate, ma se non disponete di questo attrezzo, non preoccupatevi, schiacciatele pure con una forchetta. Ora che le vostre patate sono state schiacciate, disponetele su un piano, possibilmente grande, non come in questo caso, e disponete la fontana e metteteci al centro un uovo. Dopo l'uovo aggiungete del sale e ora 300 g di farina. Successivamente, appena avrete finito di aggiungere la farina, mescolate e impastate fino ad ottenere un composto omogeneo. Questo sarà il nostro risultato. Una pallina che non appiccica alle mani, bella soda. Ora andiamo a fare il sugo. Allora, innanzitutto ci serve della zucca. Come vedete, la zucca è già stata lavata, tagliato, si è attaccata della farina, comunque tagliato la buccia e anche tolto i semini. Ora andiamo a tagliarla a pezzettini e metterla in padella con dell'olio, il brodo che abbiamo precedentemente fatto e se volete anche o dell'aglio o della cipolla. Ecco qui la nostra zucca, sotto c'è l'aglio e ci aggiungiamo il nostro specchietto d'aglio e la cipolla. Lasciamo cucinare così per 4-5 minuti. Successivamente andiamo ad aggiungere il brodo. Una volta svuotata la zucca andiamo ad aggiungere mezzo bicchiere di brodo vegetale e lasciamo cuocere per circa 30 minuti. Ricordiamoci che se dobbiamo mescolare sulla padella antiaderente dobbiamo utilizzare un mestolo di legno, altrimenti si andrà a danneggiare il fondo. Ok, una volta improntato il sugo andiamo a finire i nostri gnocchi. Allora, facciamo un vermicello di pasta e dal vermicello tagliamo così ogni gnocco. Andiamo a mettere un po' di farina sul piano così che la pasta non si attacchi. Una volta che gli gnocchi saranno pronti, andiamo a fargli un'incisione con una forchetta sopra. Queste righettine qui faranno in modo che sul nostro gnocco si impregni il sugo, in modo che sia più gustoso. Ecco com'è la nostra zucca una volta finito di cuocere. Tiriamola fuori dalla padella, la mettiamo in un piatto e la lasciamo raffreddare. Ora che la nostra zucca è frullata aggiungiamo della panna fresca, dopo averla sbattuta, e mescoliamo. Mettiamo gli gnocchi nella pentola con l'acqua già che bolle e il sale e lasciamo che gli gnocchi vengano a galla. Una volta venuti a galla li tireremo fuori e saranno pronti. Mi raccomando, non mescolare altrimenti si sfaldano.